Adesso è il turno degli ospiti, il Folk Ensemble Wach. Il nome del gruppo è legato al nome del fiume Wach che attraversa la città di Pukov, sede del gruppo. Il repertorio di base del gruppo si basa sulla stilizzazione di danze, tradizioni ed usi della valle di Pukov e della regione del Medio Wach. Accogliamogli con un caloroso applauso il Folk Ensemble Wach.
Міяла, маміла, але не землю, але уж не буде потрібно. Keď by som si ja nevybila, keď som si ja na to zarobila, na tom našom chliebe, poď už o tom nevieli ten vína, na tom našom chliebe, poď už o tom nevieli ten vína, čo je jedno líte pretrvá, my máme vínečko veľmi rád, dávame si chytré, zrka se ty lítre na vypície, dávame si chytré, zrka se ty lítre na vypície. Але не боровичка, це є годинки половичка. Нині весело нені, ке любе фраєрки нені, ке віна фраєрка прийшла, як у медведичка прийшла, ке віна фраєрка прийшла, як у медведичка прийшла.
Na krajíčku maslo, dievča kraví páslo. Na krajíčku maslo, dievča kraví páslo. Travička zelená po jednej zazbiera, neraz ani netrápi, nezaspievam. Neraz ani netrápi, nezaspievam. Travička zelená i pole zelené, moje líčka bledé, nikdy nečervené. Moje líčka bledé, nikdy nečervené. Na zelenej lúce sedí zajac, prepletá nožkami ako najviac. I ja bych tak prepletala, kebych také nožky mala ako zajac, ako zajac. I ja bych tak prepletala, kebych také nožky mala ako zajac, ako zajac. Jacko si oddał,
daleko, miła ze mną pożegnała ci, są jeszcze daleko. Che tu mi comprava mi cosciamo
ne so, do ti dolje sto. Bene, facciamo ancora un applauso ai nostri amici del Folk Ensemble Vach. Bene, a chiusura di questa serata chiamo per dire un paio di parole in chiusura il sindaco e la presidentessa del gruppo folcloristico caprivese. Aspettiamo il sindaco. Ok. Inizia il sindaco, prego. Inizio io, benissimo. Beh, intanto un altro grande applauso per il gruppo della Slovacchia, perché oggi a Capriva del Friuli siamo stati quasi invasi dalla Slovacchia, perché oltre al gruppo folcloristico che ospitiamo qui nell'arena del centro civico abbiamo avuto anche una squadra di calcio in campo sportivo sempre dalla Slovacchia, e quindi siamo molto contenti di avervi avuti ospiti qui a Capriva del Friuli. Prima non mi ricordo il nome, Eros diceva 3 anni di ospitalità del gruppo e del Festival Internazionale di Gorizia, però ragazzi mi veniva il brivido, perché a Capriva la storia e la cultura folcloristica viene da molto più lontano. Mi sembra che quest'anno la Sabina e il gruppo folcloristico compie 95 anni, e quindi, come Eros diceva giustamente, dal 1929 c'è cultura e volontà di portare avanti la cultura, la tradizione e la lingua friulana attraverso il gruppo folcloristico Michele Grion, e attraverso anche poi da 40 anni, che poi è il vivaio. Io sono un ex calciatore di calcio, il vivaio è il vivaio del gruppo folcloristico Primavera, che rimpingua le forze del gruppo folcloristico dei grandi. Quindi il grazie innanzitutto ai 2 gruppi folcloristici che hanno ospitato e organizzato questa serata. Poi quest'anno, questa edizione, avete fatto anche attività aggiuntive. So che avete fatto anche dei trasporti, e quindi si sono dedicati in maniera attiva per ospitare questa bellissima serata. Capriva è presente come gli anni scorsi, e quindi grazie. Il grazie poi, so che c'è anche l'assessore Negro del comune di Gorizia, questa amicizia che unisce Gorizia, poi quest'anno capitale europea della cultura assieme a Nova Gorizia, Gorizia e Capriva, nell'insegna del folklore, cosa che sta veramente molto bene. Quindi grazie a tutti i presenti, grazie al gruppo folcloristico, altri 95 anni così Sabina, quindi tenete duro. Grazie a lei, però grazie veramente al direttivo e a tutti i volontari dei 2 gruppi folcloristici di Capriva, perché sono quelle cose che mantengono vive le comunità. A Capriva non vin poc, vin noi a Calà, non è vera. A Capriva abbiamo 2 gruppi folcloristici e una grande cultura folclorica. Viva Capriva e viva il gruppo folcloristici.
Grazie Sindaco, sempre le tue parole sono perfette. Allora, io devo fare un ringraziamento particolare, oltre ai nostri ospiti, bravissimi, sudatissimi e giustissimi, per quello riescono a fare tutti quei salti che no, magari abbiamo un po' di difficoltà, ma io devo fare un grande applauso ai nostri bambini, che sono sempre meravigliosi, splendidi, e sono il nostro fiore all'occhiello, quindi il gruppo Primavera siete fantastici. Allora, io avevo piacere di dare un presente al gruppo della Slovacchia, il suo presidente, credo. E visto che la serata è terminata un po' troppo in fretta, io chiamerei i nostri suonatori e farei fare insieme la vinca, perché dobbiamo insegnare a loro a ballare la vinca, vero? Cosa dite? Sì, perfetto, suonatori. Allora, chi è bravo a parlare inglese adesso traduce a loro. Eros tu o il sindaco, chi... Cosa tradurre? All together we dancing the Vinca is the Friulanisch. Perché si vedono le origini asburgiche. Bravo, hai ragione. So guys, the Vinca is a typical of the Friuli, our region. So like right now, we want to, in order to teach you our dance, and so to have like a moment all together. Okay? Thank you. Allora, possono venire a ballare anche Katia, Matteo e chi ha la maglietta del gruppo, anche chi non ce l'ha, Perciò venite a ballare per favore.